Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, visto la situazione un po' imperante, un po' stressante di molte persone, mi contattano, chiedono se si può fare qualcosa. Il vostro Marietto Veneziano ha già fatto delle pillole in cui descrive alcuni circuiti di cui ne riparleremo adesso, che possono dare una mano. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legarda e il vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook dove sapete che il vostro Veneziano e il Legarda posizionano circuiti e quadranti radiostesici gratuiti. E niente, continuiamo questa bellissima pillola, però vi ricordo anche che al lunedì sera alle 20:30 Marietto Veneziano e il Legarda tengono nel canale di Telegram un percorso esoterico gratuito e il Legarda in questo periodo ha prolungato ogni sera alle 9 un incontro con alcuni maghetti in erba che stanno cominciando a tracciare intorno all'Italia un cerchio e un muro di fuoco molto potente. Bene, incominciamo a vedere un po' questi circuiti che il Marietto sta proponendo in questi giorni a gran cassa. Cerco di, con tutta la voce che mi è rimasta nel corpo, cerco di promuoverli perché so che sono dei circuiti potenti e chiaramente che fanno bene a tutti, indistintamente, non c'è chi più chi meno, è proprio come dicevo Totò, la livella. Il primo circuito che vedete adesso in sovrappressione è il circuito della melatonina radionica vibrazionale. Questo circuito è stato donato da Ruggero Moretto anni fa, più o meno nel 2003-2005, ed è un circuito importantissimo. Questo perché? Perché sotto stress, il corpo è sotto stress e quindi ha bisogno per forza di riequilibrare a livello vibrazionale tutto il sistema endocrino e la molecola vibrazionale della melatonina è importantissima, quindi fatemi un favore di stamparlo e seguire poi la pillola di conseguenze del Marietto Veneziano che spiega come poterlo utilizzare. Quindi fatto questo è il primo passo importantissimo, senza spendere troppi soldi, basta un foglio in una bella stampante a colori e la cosa avviene. Il secondo circuito che vedete in sovrappressione, che adesso lo posto, no? È questo praticamente è un circuito ideato da Hildegard e Marietto Veneziano invece che serve per attivare e rinforzare tramite una molecola, no? Che è stata studiata all'est, per attivare il sistema immunitario a essere pronto ad affrontare virus e batteri. Non è proprio un antivirus contro quello che sta andando di moda in questo periodo, però rinforza il sistema immunitario, questo è molto importante, quindi anche questo stampatelo e poi andate a cercare nel canale del vostro Marietto Veneziano la pillola che descrive il suo funzionamento. È una cosa molto semplice, banale in un certo senso, e lo possono fare tutti, chiaramente è gratis e si scarica nel sito del capitano.altrevista.org o meglio ancora nei gruppi di Facebook del Legarda del vostro Marietto Veneziano e nei migliori gruppi dove il vostro Marietto Veneziano è stato accolto come moderatore. Quindi ringrazio anche in questo momento la Paola Chiarilli che mi ha attivato come moderatore in uno dei suoi gruppi, o anche in due dei suoi gruppi, e anche ringrazio Benessere Bio che mi ha dato la possibilità di essere un moderatore nel suo gruppo di Laura Ciofini, grandissima Laura Ciofini, la ringrazio pubblicamente. Poi andiamo avanti. Quest'altro circuito invece, lo vedete bene, questo circuito invece serve per difendere i confini dell'Italia, del nostro stivale, della mamma patria. Questo circuito è stato ideato da Hildegard e il vostro Marietto Veneziano, è un circuito molto potente che serve in ogni caso a difendere i confini italiani. È in un certo senso coadiuvante anche l'operazione magica della catena magica che Hildegard sta proponendo nel canale di Telegram alle 21 scusate, ogni sera da praticamente quasi una settimana, e quindi sta lavorando in questa direzione con questa operazione magica, e in questo circuito radionico serve proprio per coadiuvare, aiutare, rinforzare anche tutte quelle persone che in questo momento stanno operandosi per difendere lo stivale da questo attacco vibrazionale.
e chiaramente è un circuito molto potente e sono sicuro che più di voi lo metteranno in opera. Questo circuito deve essere messo in opera o al martedì o al sabato, all'alba o a mezzogiorno e in luna crescente, quindi praticamente quando abbiamo il massimo delle energie vibrazionali, così che stampiamo bene sulla lastra eterica della Luna la nostra difesa radionica del pentalfa. Il circuito, lo ripeto ancora, è gratuito, si può scaricare gratuitamente nei migliori gruppi di Face, chiaramente, dove anche il vostro Marietto, modestia a parte, è moderatore, e chiaramente se lo divulgate anche a voi fate un piacere a tutta l'Italia. E chiaramente vi ricordo che è stato ideato da Hildegard e il vostro Marietto veneziano. Poi naturalmente voglio anche ringraziare la nostra Milas, che nel gruppo di Telegram periodicamente dà sempre una mano come moderatrice. Senza di lei Hildegard e Marietto veneziano sarebbero sempre stati un passo indietro, invece la gloriosa Milas ci sta dando una mano molto importante e sta aiutando praticamente anche lei tutti gli italiani. Bene, fatta questa carrellata di ringraziamenti e di sviolinate, perché sapete che il vostro Marietto veneziano è sempre, come si suol dire, largo di mani, no? Colgo l'occasione per salutare tutti, ringraziare di seguire il vostro Marietto, vi annuncio già che ho superato, o cioè più che superato, ho raggiunto le 600 iscrizioni sul canale del vostro Marietto veneziano, ho raggiunto quasi le 49.000 visualizzazioni in poco più di 4 mesi e diciamo che ho raggiunto i miei obiettivi e superato alla grande. Ho fatto quasi più di 330 video e ne farò ancora molti per voi perché so che sono richiesti, so che la gente mi segue, vuole sentire il proprio Marietto e il Marietto è sempre pronto per voi. Grazie cari amici e vi ricordo ancora canale di Hildegard e soprattutto al martedì sera Hildegard alle 20:30 in diretta e al venerdì sera Hildegard. Il vostro Marietto invece c'è per voi al mercoledì alle 20:30 e in questo periodo in cui l'Italia è un po' sotto pressione c'è anche alle 3:30 al sabato pomeriggio, quindi se non sapete cosa fare al sabato pomeriggio e avete voglia di fare delle domande gratuite per il pendolino e le sibille, il vostro Marietto c'è per voi. Grazie cari amici e alla prossima.